benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Scandalo mafia alla regione siciliana, arrestato il dirigente regionale Giancarlo Teresi, indagato il neodirettore del Policlinico di Messina Salvatore Iacolino. Entrambi avrebbero agevolato Cosa Nostra, in particolar modo il boss agrigentino Carmelo Vetro, anche lui arrestato. Caro gasolio e blocco rotte commerciali da Palermo, la Coldiretti denuncia le speculazioni, a rischio oltre 2 miliardi di export made in Italy. Bufera su Giussi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della giustizia, dopo il suo intervento alla nostra trasmissione Il Punto. Nordio dice chieda scusa. Lo smottamento attorno al MUOS di Niscemi, dopo un sopralluogo nella zona intorno al potente radar, il sindaco Conti chiede chiarimenti alle autorità della base statunitense. Occupata per protesta la fabbrica ISAP di Aci Sant'Antonio che produce piatti di plastica. L'azienda annuncia il licenziamento di tutti i 45 dipendenti. La doppia faccia di Catania tra bellezza e monnezza, pioggia di recensioni negative dei turisti, il titolare di alcuni B&B, troppo degrado, che peccato. Calcio Serie C, dopo il pareggio con la Casertana, a Catania si ragiona sul futuro della squadra scivolata a 12 punti dal primo posto. E dopo la vittoria sulla Carrarese, il Palermo mette nel mirino il Monza, Inzaghi dice dovremmo continuare a fare bene. Ed ecco dunque in apertura lo scandalo mafia alla regione siciliana. In manette il dirigente regionale Giancarlo Teresi, coinvolto ed è indagato il neodirettore del Policlinico e già manager della regione Salvatore Iacolino. Entrambi avrebbero agevolato Cosa Nostra e in particolar modo il boss di Agrigento Carmelo Vetro, anche lui arrestato. I dettagli nel servizio di Emanuela Corsi. È l'ennesimo terremoto che scuote il palazzo della regione, dove la mafia cerca di tessere rapporti e intrecciare i suoi interessi con esponenti apicali della pubblica amministrazione. Protagonisti di questa nuova inchiesta, coordinata dalla Procura di Palermo, il dirigente regionale Giancarlo Teresi e un imprenditore di Favara, mafioso e massone, Carmelo Vetro. Entrambi sono finiti in manette con l'accusa di corruzione aggravata. Arrestato già per corruzione 6 anni fa e ancora sotto processo, Teresi continuava a rivestire ruoli di vertice all'interno della regione, oltre l'età pensionabile. Spostato dal Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti al Dipartimento Regionale Tecnico, ha mantenuto comunque le vecchie funzioni, occupandosi di appalti. Teresi e Vetro, secondo l'inchiesta, avrebbero stretto un patto corruttivo per ottenere alcuni lavori pubblici in cambio di tangenti. A finire nell'inchiesta della DDA anche un nome eccellente della sanità siciliana, Salvatore Iacolino, neodirettore del Policlinico di Messina, ex europarlamentare del PDL e dirigente regionale, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata. La procura ha disposto una serie di perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici del manager. Secondo i magistrati, Iacolino avrebbe messo a disposizione del boss di Favara, suo compaesano e già condannato a 9 anni per associazione mafiosa, l'influenza e la rete di relazioni costruite grazie al ruolo di dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Salute e alla sua esperienza politica, contribuendo al rafforzamento del clan di Favara. Sempre secondo l'accusa, Iacolino avrebbe compiuto atti contrari ai propri doveri d'ufficio attraverso continue sollecitazioni nei confronti dei vertici dell'ASP di Messina su procedimenti amministrativi indicati da Vetro. L'ex eurodeputato avrebbe poi omesso di segnalare che Vetro era stato condannato per mafia e avrebbe anzi agevolato la creazione di canali riservati per fargli ottenere lavori nel settore pubblico. In cambio avrebbe ricevuto finanziamenti per campagne elettorali e promesse di assunzioni di lavoratori. Ed emergono nuovi dettagli su questa inchiesta. Durante le perquisizioni nelle abitazioni del manager Iacolino sono stati trovati 90.000 euro in contanti. E poi, alla luce dell'indagine che ha portato anche all'arresto di un dirigente, oltre che coinvolge Salvatore Iacolino, il tutto all'ombra della mafia, si aprono scenari inquietanti. Per queste ragioni, scrivono in una nota, i partiti e i movimenti del campo progressista terranno domani una conferenza stampa
all'Assemblea regionale siciliana per chiedere che questo governo indecente vada a casa. Lo dichiarano in una nota PD, Movimento 5 Stelle, Controcorrente, AVS, Italia Viva, Progetto Civico Italia, Spazio Civico, PSI, Più Europa e Più Uno. E poi c'è una notizia di cronaca che arriva da Catania. Avrebbero sequestrato, picchiato e minacciato un loro cliente che si era rifiutato di pagare una provvigione di 8.000 euro, pari al 13% di una richiesta di mutuo di 52.000 euro. È l'accusa contestata dalla Procura di Catania a due promotori finanziari, Luciano Piacente e Alfio Ciraudo, che sono stati arrestati dai carabinieri. Nei loro confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. I due avrebbero anche minacciato, picchiato e sequestrato la vittima, conducendolo e sequestrandolo per tutta la notte in un B&B gestito da uno dei due arrestati. Andiamo adesso a Palermo. Caro gasolio e blocco delle rotte commerciali. La Coldiretti denuncia le speculazioni e dice a rischio oltre 2 miliardi di export made in Italy. Sentiamo Marco Gullà. Dall'aumento dei costi di produzione con il prezzo del gasolio agricolo alle stelle al blocco dei traffici commerciali legato alla guerra in Iran, gli agricoltori della Coldiretti alzano la voce e lo fanno a Palermo in un incontro con i vertici nazionali e il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida. Se prima il problema era riuscire a coprire i costi di produzione, con questo rincaro così alto sicuramente abbiamo un grande problema, perché già siamo fuori dai costi di produzione. Penso che sia vergognoso quello che sta avvenendo in termini speculativi. Sappiamo che nei prossimi mesi ci potrebbero essere degli aumenti, ma è altrettanto chiaro che quello che è avvenuto negli ultimi giorni è solo ed esclusivamente speculazione. Un incontro a porte chiuse, quello del Teatro Politeama, con il ministro dell'agricoltura. Imprenditori e produttori chiedono al governo di intervenire e salvaguardare le imprese del Made in Italy. In queste ore ovviamente stiamo affrontando una questione di carattere internazionale molto rilevante, che non dipende da noi, della quale subiamo le conseguenze, e ovviamente il governo sta mettendo in campo tutte le ricette utili, anche in coordinamento con l'associazione del settore, per poter andare incontro ai nostri agricoltori. Ricordiamo che l'Italia è l'unica nazione europea a mantenere l'incentivo per quasi 1 miliardo per il gasolio agricolo, per mettere in condizione le nostre aziende di continuare a produrre ed avere dei costi che riescano a garantire l'economicità dell'azienda. Il referendum si avvicina e sale la tensione fra il fronte del sì e quello del no. Ad agitare la polemica anche le dichiarazioni del capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusy Bartolozzi, alla nostra trasmissione Il Punto, rispetto alle quali è intervenuto anche il ministro Manlio Viola. È bufera su Giusy Bartolozzi, la siciliana capo di gabinetto del ministro della giustizia Carlo Nordio. Una bufera che nasce dalle parole pronunciate durante la trasmissione Il Punto, che hanno fatto saltare sulla sedia praticamente tutti. E adesso a intervenire lo stesso ministro Carlo Nordio, che invita Bartolozzi alle scuse, anche se sottolinea che le parole sono state decontestualizzate. Mi dispiace per le parole usate dal mio capo di gabinetto, dice il ministro, anche se pronunciate nel contesto di un confronto televisivo lungo e acceso. Quell'affermazione è apparsa un attacco all'intera magistratura. Ma cosa aveva detto Bartolozzi? Eccole le parole del magistrato che oggi è capo di gabinetto del ministro. Io faccio appello a tutti i cittadini che hanno sofferto sulla propria pelle. Votate sì, e ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione. Fammi replicare perché questo è falso. È vero, e lo sai bene. Dal fronte del no è una pioggia di richieste di dimissioni indirizzate a Bartolozzi, ma Nordio ora precisa anche: è chiaro a chiunque in buona fede che la riforma non indebolisce in alcun modo la magistratura, né intende attaccare i magistrati, bensì punta a restituire loro prestigio e autorevolezza. Il dibattito era partito da alcune considerazioni espresse in un videomessaggio della Premier Giorgia Meloni. Per la Presidente del Consiglio infatti si è creato un clima di forte confusione, polemiche, semplificazioni, slogan e talvolta informazioni parziali o peggio completamente distorte. Cambiamo argomento dopo il nuovo fenomeno di erosione, uno smottamento segnalato nei pressi del MUOS, la potente radar dell'esercito statunitense. Il sindaco di Niscemi ha verificato di persona la gravità del fenomeno e ha chiesto informazioni alla base militare di Sigonella. Sentiamo Geritalia.
Frana la terra attorno al MUOS e il sindaco chiede chiarimenti agli americani. Una richiesta formale è stata inviata dal comune di Niscemi al comando della base statunitense di Naval Computer and Telecommunication Station di Sigonella, dopo il fenomeno di erosione segnalato sul versante che costeggia l'area dove sorge il MUOS, il sistema di comunicazioni satellitari della Marina Militare Americana. Il sindaco Massimiliano Conti ha effettuato un sopralluogo sul fronte dello smottamento per verificare lo stato dei luoghi e valutare possibili rischi. C'è un fenomeno di erosione e quindi abbiamo chiesto notizie circa gli interventi e la pericolosità e lo stato dei luoghi e quello che potrebbe accadere nell'ipotesi in cui il fronte di erosione si dovesse ampliare. A segnalare il nuovo fronte erosivo erano state alcune immagini diffuse dal coordinamento regionale NOMUOS che hanno riacceso l'attenzione su un territorio ancora segnato dalla frana che lo scorso 25 gennaio ha colpito il centro abitato. Intanto la procura di Gela prosegue l'indagine per disastro colposo aperta dopo quello smottamento. Agli atti del fascicolo entrerà anche la relazione dei tecnici dell'Università di Firenze, coordinati dal geologo Nicola Casagli, incaricati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile di analizzare l'evoluzione del fenomeno franoso. La relazione la conoscevamo, ne avevamo già parlato, l'avevo esposta al Comitato Frana, chiaramente è un evento franoso di una portata eccezionale, come è stato più volte detto, e chiaramente va ulteriormente approfondito ogni elemento per capire l'evoluzione e gli interventi di salvaguardia che devono essere necessariamente fatti. Secondo il rapporto, basato su sopralluoghi e dati satellitari, il rischio resta elevato e la frana è ancora attiva. La scarpata principale potrebbe evolversi ulteriormente, coinvolgendo edifici vicini al margine instabile e compromettendo anche tratti di viabilità strategica. Un quadro ancora in evoluzione, mentre a Niscemi l'attenzione resta alta su una frana che gli esperti definiscono tutt'altro che conclusa. Venite, ha ucciso mia moglie, un tunisino residente a Ispica nel Ragusano chiama il 112 confessando di aver ucciso la convivente, una donna di 46 anni. Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato invece la vittima priva di sensi ma ancora viva, sia pure in gravissime condizioni. La donna è stata trasportata all'ospedale di Modica, ha una prognosi di 45 giorni, l'uomo è stato arrestato. Stop dopo poche ore ai lavori del Comune per rimuovere la sabbia da strade e marciapiedi di Mondello. La Capitaneria di Porto ha fermato l'intervento perché mancava l'autorizzazione. Roberta Lunghi. Solo 3 ore di lavoro, poi lo stop delle attività per la rimozione della sabbia da marciapiedi e carreggiate di Mondello, avviati ieri mattina alle 9 dal Comune di Palermo. Prima del completamento è infatti arrivato il no della Capitaneria di Porto, che ha agito in nome di un vizio di forma nell'iter seguito dall'assessorato comunale per avviare gli interventi. La sabbia dell'Arenile, infatti, è considerata materiale appartenente al demanio marittimo e la sua rimozione o movimentazione è soggetta a procedure specifiche. Prima di poterla spostare o trasferire, il Comune deve ottenere un'autorizzazione preventiva dalla Regione Siciliana. L'ente regionale è chiamato a verificare diversi parametri tecnici, tra cui l'eventuale contaminazione del materiale e la destinazione finale della sabbia rimossa. La vicenda si inserisce nella fase di transizione che sta attraversando Mondello dopo la revoca della storica concessione all'immobiliare italo-belga. In attesa delle nuove concessioni per la stagione balneare 2026, l'amministrazione comunale sta cercando di garantire decoro e funzionalità al litorale, ma ogni intervento che riguardi direttamente la spiaggia deve passare attraverso i necessari passaggi autorizzativi. Gli interventi di pulizia ordinaria su strade, marciapiedi e aree verdi possono comunque continuare, ma la gestione della sabbia proveniente dall'Arenile resta subordinata al rilascio delle autorizzazioni previste. Crisi all'ISAP Packaging di AC Sant'Antonio, 45 lavoratori rischiano il licenziamento e occupano la fabbrica. Sentiamo il servizio. Protesta e tensione nello stabilimento ISAP Packaging di Aci Sant'Antonio nel Catanese, che produce stoviglie packaging rigido per l'industria. I lavoratori hanno occupato la fabbrica dopo l'incontro con l'amministratore delegato dell'azienda con sede a Verona, che ha annunciato la chiusura del sito e il licenziamento collettivo di tutti i 45 dipendenti. Al centro dello scontro l'offerta economica proposta dall'azienda, un contributo di 5.000 euro per ogni lavoratore, una cifra che i sindacati hanno respinto definendola umiliante, disattese le loro richieste.
Noi abbiamo proposto una cassa integrazione che ci permettesse di fare un tavolo tecnico con la Regione per ricercare imprenditori anche sul mercato, per il rilancio dell'azienda. L'azienda ha detto no a tutto, le aziende devono venire per investire, non per depredare. Alla base della scelta, secondo i vertici aziendali, ci sarebbero gli alti costi di gestione e la posizione geografica ritenuta troppo decentrata. Preoccupazione sul territorio è stata espressa dal sindaco di Aci Sant'Antonio Quintino Rocca, che parla di un colpo durissimo per l'economia locale e per le famiglie coinvolte. Il primo cittadino ha annunciato di avere scritto al presidente della regione siciliana Schifani per chiedere un intervento delle istituzioni. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie per parlare anche della frustrazione dei titolari di B&B a Catania che fronteggiano ogni giorno le recensioni negative degli ospiti con i marciapiedi invasi dai rifiuti. A tra poco. Andiamo a scoprire adesso la doppia faccia di Catania tra bellezza e monnezza, pioggia di recensioni negative da parte dei turisti. Sentiamo Tonino De Mana. Basta semplicemente andare nel sito del comune di Catania, Pay Tourist, per leggere le recensioni, come ad esempio Santo dice che la città è veramente carina, però è molto sporca e poco curata, è un vero peccato. Bella e sporca. Quante volte è stato detto e quante volte viene scritto. La recensione appena letta da Daniele Salmeri, titolare di 2 B&B in pieno centro a Catania, fa male, molto male per chi vive di turismo. Il problema è che non si tratta di un messaggio isolato, ma di una caterva di commenti negativi pubblicati direttamente nel portale Pay Tourist del comune di Catania. E basta fare un giro nel centro storico per avere conferma, con le immagini che parlano da sole. Qui siamo sotto gli archi della Marina e il primo impatto per chi arriva dal mare non è gratificante. E va peggio alla Civita, dove strade e marciapiedi sono invasi di spazzatura e mobili abbandonati. Lei ha mandato un messaggio di WhatsApp dove dice: prima o poi mi esplode il fegato e scappo via lontano da questa nazione. Perché? Sono stanco di combattere contro i mulini a vento. Ho cominciato a mandare segnalazioni continue sia al comune di Catania, alla polizia municipale che anche alla Gema. Nessuna risposta da parte di nessuno e mi sento abbandonato. Daniele si sente solo e abbandonato anche lui. Non sappiamo più cosa fare. Mentre colleziona recensioni negative, Catania colleziona buste piene di spazzatura, come in via Giovanni di Prima, angolo via Ventimiglia. Non solo rifiuti. Di fronte si possono anche notare un bel frigorifero, un paraurti ed un pneumatico. Benvenuti a Catania, città bella e sporca. La mafia è un'organizzazione anticristiana, netta la posizione della conferenza episcopale che ha riunito ad Acireale tutti i vescovi dell'isola. Adelaide Barbagallo. I vescovi di Sicilia riuniti per la sessione di primavera della Conferenza Episcopale Siciliana per alcuni giorni di confronto, riflessione e programmazione pastorale sulle sfide che le chiese dell'isola sono chiamate ad affrontare, fra tutti il tema della pace. Se già nelle nostre comunità, nei nostri territori viviamo con aggressività il rapporto con gli altri, con le istituzioni, tra parti, allora questo già sono premesse per una guerra. E quando poi succedono le guerre veramente tali tra i popoli, allora comprendiamo il fallimento dei nostri sforzi. Il Papa ci ha invitato già a giugno a che le nostre comunità siano luoghi di riconciliazione e di pace. Forte e chiaro viene ribadito l'impegno contro la mafia. L'organizzazione mafiosa è una cosa anticristiana e antiumana. Ora, per quanto noi dobbiamo tentare comunque di evangelizzare, cioè di annunciare il Vangelo della salvezza anche alle persone della mafia, perché mica sono il diavolo, sono figli di Dio come tutti noi, il Vangelo è venuto per loro, Gesù ha detto io sono venuto per gli ammalati, non per i sani, e quindi anche se noi dobbiamo guardare e cercare di annunciare anche alle persone della mafia il Vangelo, dicendo però non va, devi convertirti, devi cambiare, la via che hai scelto nella tua vita è una via sbagliata. E sui giovani? Dobbiamo avere il coraggio di essere più netti nell'annuncio e direi anche nel vivere e presentare le esigenze del Vangelo. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con una ricca pagina sportiva tra poco.
Siamo al calcio, dopo il pareggio con la Casertana a Catania si ragiona sul futuro, ci dice tutto Marco Carli. Il momento più delicato, il peggiore della stagione rossa-azzurra. Il primo posto lontano 12 punti, le inseguitrici che si avvicinano, una seconda piazza che alla luce del trend attuale, 2 sole vittorie nelle ultime 8, sembra in bilico. Il Cosenza è a meno 5. Così il giorno dopo uno scialbo pareggio con la Casertana, con i soliti affanni offensivi del Catania, con un difensore, Miceli, che diventa l'uomo più pericoloso, con le dichiarazioni poi sulla prestazione. I ragazzi hanno fatto la prestazione, hanno dato tutto, quello che avevano, quello che potevano dare, hanno trovato una squadra che si è difesa ad oltranza, a perdere tempo, il secondo tempo si è giocato anche pochissimo, ha creato le sue opportunità come sempre per andare in vantaggio, non ci siamo riusciti, però i ragazzi hanno dato tutto, hanno fatto la prestazione, peccato per il risultato che non è arrivato. Anche in queste ultime 3 partite ci sono stati dei margini di crescita, è mancato il risultato, è vero, però dobbiamo continuare a lavorare. I ragionamenti sul futuro sono in atto, anche legati alla panchina, con alcuni nomi che circolano come Caserta, che va però a Empoli, ma fondamentalmente con una stagione che non va sprecata, perché saltato il primo posto, il secondo diventa una condizione importante per i play-off, a cui la squadra deve arrivare in modo diverso rispetto all'attuale. Toscano, che ha guidato la seduta mattutina, intanto risponde così alle domande sul rapporto con la società e sul dialogo con i dirigenti. Un confronto sempre continuo, di quello che si può fare meglio, di quello che è l'andamento della settimana, del campionato. Tra penalizzazioni e sconfitte si complica il cammino del Trapani, crisi societaria a parte, invece sul campo è un periodo positivo per il Siracusa. Sergio Colosi. Il Trapani rimane in Serie C ma diventa penultimo. Un punto sopra c'è il Siracusa che insieme al club Granata attende un altro deferimento per mancati pagamenti alla scadenza del 16 febbraio scorso. Il tema delle penalizzazioni sembra più attuale del calcio giocato, soprattutto per il Trapani che al provinciale con il Crotone ha incassato la 7ª sconfitta in 8 partite. Squadra di Aronica in caduta libera, ma il pericolo scampato regala un piccolo sorriso perché si è evitata l'esclusione dal campionato. Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto la tesi difensiva delle cartelle sospese dalla Commissione tributaria. Diventano in totale 20 punti tolti dalla classifica del Trapani, nella speranza che la sentenza di un tribunale possa scuoterlo nelle ultime 7 giornate. Chi ha trovato motivazioni dalle disgrazie societarie è il Siracusa, che in 3 turni ha battuto Al De Simone, Casertana e Giuliano, pareggiando anche a Casarano. Mentre a Trapani si sentono più forti gli effetti della rottura tra tifosi e società, a Siracusa Turati e la squadra non alzano bandiera bianca, aspettando i prossimi appuntamenti di campionato, prima di un'altra penalizzazione. Il Trapani intanto ha raggiunto l'accordo con l'attaccante albanese di 31 anni Besmir Balla. Dopo la vittoria sulla Carrarese, il Palermo inizia a lavorare in vista della fondamentale partita di sabato, ovvero quella fuori casa contro il Monza. Marco Gullà. La partita di sabato a Monza fino adesso è la partita più importante della stagione. Il Palermo ci arriva dopo la vittoria sulla Carrarese grazie al 20° gol di Poyampalo. Una vittoria pesante che proietta la formazione siciliana verso il secondo posto, ora distante 3 punti, occupato proprio dal Monza. La gara di sabato al U-Power Stadium diviene quindi fondamentale per il cammino dei rosanero, anche se davanti c'è pure il Frosinone, outsider del torneo. Dobbiamo continuare, insomma, su questa strada. È una partita che qualsiasi giocatore vorrebbe giocare, ci siamo avvicinati sensibilmente, adesso siamo tutti dentro, dobbiamo andare a fare una grande gara. Torneranno Pierozzi e Blen dopo la squalifica, ma il Palermo ovviamente punta tutte le sue fiche sul suo cannoniere principe. Sabato arriva una grande partita contro Monza, noi sei 3 punti da dietro, aspettiamo una step avanti per tutti, non solo per tutte le squadre, ma anche io, anche di tutti i staff. Biglietti già a ruba per il settore ospiti, trasferta aperta anche ai tifosi rosanero residenti in Sicilia. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio adesso ad anteprima corner con Angelo Gagliano, a tutti un buon pomeriggio.